Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Buongiorno e ben trovati, nuovo appuntamento con Buongiorno 131, giovedì 8 gennaio è il giorno della sfida Cremonese-Cagliari, la sfida contro l'ex Davide Nicola, insomma una partita importante, uno scontro diretto, una partita che potrebbe aiutare il Cagliari a migliorare la propria classifica, viste anche i risultati di ieri, ricordiamo il pareggio del Verona al Napoli che tra l'altro stava vincendo anche 2-0, la Lazio che ha pareggiato negli ultimissimi secondi della partita nella sfida contro la Fiorentina, anche la Fiorentina stava vincendo, quindi ecco che oggi la partita, al di là dello scontro diciamo con l'ex allenatore, ha una valenza importante proprio per la classifica, proprio per la salvezza del Cagliari. Andremo un po' a snocciolare sia la situazione in casa Cagliari sia anche la situazione in casa Cremonese. Avremo Nicola Muscas come primo ospite, Francesco è in direzione Cremona, vediamo un po' se riuscirà a collegarsi o meno, ma ovviamente bisogna anche capire un po' qual è la situazione. So che era appena atterrato, mi ha detto già un gran freddo. Iniziamo un po' a salutare anche i nostri cari utenti di oggi. Ciao Massimo, ben trovato, grazie per il servizio che ci offrite, grazie a te per essere presente. Ciao Magico Cagliari, Tore, ben trovato. Direzione Cremona, anche tu mi pare, giusto? Se ho capito bene dalla chat. Davide, buongiorno cari, per me la partita di oggi vale triplo, in primis perché è uno scontro diretto e poi perché per Giulini battere Nicola con Pisacane in panchina sarebbe una bella soddisfazione, ma io metterei in primis eventualmente i 3 punti per il Cagliari che sarebbero fondamentali per la salvezza, quindi una partita dove il Cagliari ha la possibilità sicuramente di prendere i 3 punti, ma anche la possibilità di non prendere i 3 punti e di perdere, perché comunque la Cremonese è una squadra che non segna innanzitutto da 4 giornate, 3 sconfitte e un pareggio, tra l'altro il pareggio in casa della Lazio 0-0, quindi è una squadra che ha diminuito un po' il suo rendimento, ma era anche auspicabile visto che comunque è iniziata alla grande. Ricordiamo che la Cremonese è l'unica squadra allo stato attuale che ha battuto il Milan, quindi insomma una squadra conosciamo bene, l'allenatore Nicola sappiamo quanto è bravo nel salvare le squadre, insomma non andiamo certo a scoprire noi, però ecco, è una partita dove stasera vediamo anche che Cagliari sarà, se sarà il Cagliari di Torino, se sarà il Cagliari delle sfide contro il Pisa e contro il Genoa, se sarà il Cagliari del Milan, insomma, capire anche quali saranno gli 11 probabili in campo, quindi bisognerà vedere un attimino quale sarà la situazione. Poi, ciao Matte, ben trovato. Buongiorno Marco, ben trovato. Ciao Dani. Eccolo qui Luca, ben trovato anche a te, ma la tessera del tifoso la impongono anche ai giornalisti. No, noi ci chiedono solo la tessera dell'ordine, solo quella. Bene, mi ricordavo bene che eri a Cremona. Ciao Nenè, ben trovato. Sì, su questo un domani potremo fare anche una puntata su questo. Insomma, ogni giornata ci sono tante situazioni variabili, parlo soprattutto di decisioni arbitrali, quindi vediamo un attimino. Ogni giornata di gioco all'interno della stessa giornata globale ci sono sempre delle situazioni particolari. Allora, beh sì, perché oggi ci sono ancora c'è ancora sia Cremonese Cagliari che Milan Genoa, quindi domani
ricordiamo solo in campionato perché, ripeto, ancora una volta, ricordi che sempre che ci sono gli articoli dopo ogni giornata. Fantacalcio.it nella Coppa non fa calcolare le giornate successive alla 16ª, che è dove mancano le 4 gare, quindi a metà gennaio ci sarà il recupero e lì riusciremo a rimettere tutto per bene. Purtroppo è una situazione che personalmente non sapevo, che c'è la differenza tra Coppa e campionato per Fantacalcio.it. È ovvio che da un certo punto, per fortuna, ma è stato fatto anche per quello, che si tratta di aspettare un mesetto, quindi ormai ci siamo, fra 2 settimane sarà tutto recuperato. E poi ci sono le novità, ecco, bravo che me l'hai ricordato sul discorso del fantacalcio. Diciamo che in via ufficiosa è stato deciso come organizzare il mercato di febbraio. Di base per gli abbonati 12 crediti e 6 cambi, per i non abbonati 6 crediti e 4 cambi, ok? Quindi questa è un po' la decisione, per dare comunque modo, chiaramente sempre il solito discorso relativo agli abbonati, perché comunque chi ci sostiene è giusto che abbia dei vantaggi, ma è giusto anche che chi comunque fa il fantacalcio a 0 euro, ci mancherebbe, abbia comunque la possibilità nel mercato di febbraio, anche ricordiamo sempre col discorso delle plusvalenze, di fare un po' di mercato, anche perché qualche movimento si comincia a intravedere e potrebbero esserci dei movimenti interessanti. Allora, ma ormai su Luperto non abbiamo ancora novità, quindi comunque ripeto quello che abbiamo detto ieri, non c'è nessuna offerta ufficiale da parte della Cremonese, quindi vediamo un po' qual è la situazione. Allora, non pensi che anche tu il calcio dei discorsi da bar si sia trasformato in discorsi da VAR? Ma allora, di base a me non piacciono i discorsi da bar, nel senso che non mi piace il trash a prescindere, nel senso che mi piace parlare di calcio, mi piace anche fare polemica, ci mancherebbe, ma sempre nei dovuti modi. Io purtroppo vedo, siccome seguo tanto anche per il discorso del fantacalcio, tanti video, tante trasmissioni, quello che a me non sta piacendo in generale, è vero che il calcio da un certo punto di vista sta un po' cambiando, ma sta cambiando anche chi parla di calcio, è quasi bello fare a prescindere polemica. A me questo non piace, sarà l'età, non lo so. A me piace parlare di calcio, piace anche avere dei discorsi diversi, delle opinioni diverse, ma non mi piace il trash. Ecco, questo trash lo vediamo sia in campo, con magari delle decisioni assurde da parte dell'arbitro, del VAR, ma anche su chi commenta il calcio. E questo a me piace tanto il calcio. Però ti dico che ho tanti amici che si sono staccati proprio per questo motivo. Perché c'è proprio la ricerca spasmodica del caos, della polemica, dell'alzare i toni. Questo a me non piace. Ecco cosa non mi sta piacendo in generale del calcio. Gate che dice anch'io oggi penso che possa prendere 3 punti oppure perdere, ma forse nel dubbio anche pareggiare. Vabbè, una tripla ci sta. Ecco, l'importante, allora, di base non perdere. Chiaramente la vittoria è auspicabile. Grande Mauro. Vabbè, comunque senza senso Dani giocare gare a gennaio al nord infrasettimana di sera a notte, vorrei capire che valore aggiunto porta la Serie A. Ma Davide, il discorso fondamentale è che il focus non è su chi va allo stadio, ma il focus è su chi è in poltrona e guarda le partite. Quindi affinché si riescano, ormai lo sappiamo qual è stata la situazione, ovvero dividere il calcio, il famoso calcio spezzatino, in più orari, in modo che l'ideale sarebbe giocare 10 partite in 10 orari, in 10 tra giorni e orari diversi, in modo che siano singole partite. In certe situazioni magari non succede e quindi quello che viene meno è il discorso che chi va allo stadio comunque ci va, quindi non vanno a vedere orari nord, a parte che c'è freddo anche a Cagliari oggi, per dire, quindi penso che sarebbe comunque tosta anche qua. Però in generale non guardano più questo, Davi. Ormai è cambiato. Ciao Simon, ben trovato. Ok, alla Fiorentina stanno dando parecchie agevolazioni, gravi accuse della Lazio. Ma in generale io non penso, ripeto, non ho mai pensato che la Fiorentina alla lunga rischiasse seriamente la retrocessione. Chiaramente ci sono delle problematiche, però avete visto, insomma, è una squadra in grado sicuramente di poter fare bene e di potersi togliere da quella zona. Però abbiamo già il nostro primo ospite,
lo facciamo entrare. Eccoci qua. Ciao Nico, ben trovato. Ciao, buongiorno. Come stai? Non c'è male, voi? Tutto a posto, tutto a posto. Oggi sono praticamente solo. Tra un po' si potrebbe anche collegare Francesco. Mi ha scritto che appena in autostrada cerca di collegarsi. E quindi in modo che andremo a fare un po' un sunto di quello che oggi è la partita Ma lo stai un po' Cremonese-Cagliari, Nico. invidiando che lui è a Cremona e tu no in questi giorni miti? Allora, io ti dico, io di base sono sempre stato scimmiato dalle trasferte, quindi di base sì, Ok, ok? ok. Perché se io potessi le farei tutte, ok? Però ecco, diciamo che il freddo, sai, con l'età che avanza, insomma, diciamo che stasera sono contento di vedermela da qui. Tu? Bene, bene. No, Io no, vedo io che tu devo dire sei... che prima di aprile non ha senso riprendere a fare trasferte, dai. Ok, da aprile sino a ottobre, fino a ottobre, dai. Esatto, esatto. Anche metà novembre, mettiamola così. Ma tu hai visto che già io ho la voce un po' da cambiamento di stagione. Perché chiaramente qui quando fa freddo ti frega, ovviamente. Dal nulla, pioggia, vento. E questo Ma rischia un po' di fregarti. mediamente il cagliaritano sotto i 10 gradi Ah, non esatto, esatto, fa siamo alla... fatica, non è vita per un cagliaritano sotto i 10 gradi. Anzi, lunedì a calcetto, che non c'eri, tra l'altro, si è giocata anche benissimo. Cioè, è l'unico giorno della settimana dove non ha piovuto. E di solito il lunedì è l'unico giorno della settimana dove piove. Quindi c'è anche questo cambio Dalle nel 20 alle 2020. 21 Dalle 20... preferibilmente, sì. Esatto. Probabilmente in zona bonaria. Ecco, lì c'è Esatto. la cosiddetta nuvoletta che praticamente ci rompe le scatole ogni settimana. Ma Nico, andiamo un po' sulla partita di stasera alla luce anche di quello che è successo nei scorsi giorni, ovvero il pareggio del Verona a Napoli, il pareggio della Fiorentina in casa della Lazio, due squadre che stavano praticamente vincendo e stavano per trovare i 3 punti che avrebbero creato magari ancora più problematiche, però ti chiedo come vedi la partita di stasera a casa dell'ex Davide Nicola. Mettiamo qui un po' la classifica. Secondo me è la partita peggiore per, per questo momento della stagione. Eh, immagino anche un po' per questioni personali. Non penso che Nicola voglia regalare punti, non che voglia farlo in altre occasioni, però sai, quando c'è di mezzo un rapporto chiuso in quel modo, magari hai anche bisogno inconsciamente di dimostrare qualcosa. Mi immagino una partita tostissima, probabilmente anche brutta, come spesso sono le partite molto importanti nelle posizioni di bassa classifica. Ehm, una partita magari molto bloccata, molto chiusa, determinata dagli episodi, quelle partite toste, zozze, da Brutte, quelle sporche e posizioni di cattive. classifiche. Brutte, sporche e cattive, sì, Proprio sì, quelle. sì, decise magari dall'esperienza, decise da un colpo. Sarà dura, sarà dura. È vero anche che il Cagliari queste partite però le sta affrontando con un certo coraggio, se pensiamo alle gare casalinghe contro Genoa e Pisa, partite che si sbloccano, partite dove si fa gol, partite dove si concede anche tanto e si lascia poco spazio ai tatticismi esasperati. Però conoscendo un po' Davide Nicola, perché tante partite con la sua guida abbiamo visto l'anno scorso, ci immaginiamo, ecco, che a viso aperto lui non se la voglia giocare, ma che sarà una partita molto, molto tattica, molto chiusa. Allora, abbiamo... Aspetto l'ok, vediamo se mi dà l'ok. Ok, alla grande. Allora lo facciamo entrare. Eccolo qua, guardatelo. Che bello. Buongiorno, sono entrato sentendo partite zozze di Nicola Muscas, quindi direi che la giornata è fatta. Buongiorno a tutti, Nico, come stai? Buon Beh, io anno, un sono qui, piacere vederti. ho i riscaldamenti accesi, quindi bene, tu come va? Anche nella Panda in cui siamo in questo momento c'è il Mitico. riscaldamento acceso. Mi saluta Lele Casini, saluta Grande Lele. The Buongiorno. Driver, Mitico. l'eroe di giornata perché insomma siamo da poco in viaggio verso Cremona, sono -4, ma per fortuna c'è il sole e Ecco. quindi comunque nonostante sia tutto ghiacciato, cioè l'erba intorno attorno alla carreggiata e tutto, però tutto sommato siamo vivi, pensavo molto peggio per adesso, vedremo poi stanotte chiaramente allo stadio. Siamo un po' preoccupati per lo stadio, devo essere sincero, però
giustamente Lele ha detto, è importante che sia di sera così ci acclimatiamo già dalla Esatto. mattina a questa temperatura, e quindi vediamo un po', vediamo un po'. Ecco, Di cosa stavate parlando? il buon Matteo però ti manda subito un messaggio fra che ecco, quel Eh. sole non scalderà, non illuderti. No, no, Ecco. no, l'importante è che non sfreddi, Matte, poi va bene così, cioè l'importante è che non faccia ancora più freddo. In macchina, riflettendo dal vetro, in realtà scalda, quindi siamo contenti. Allora, stavamo ragionando un po' sulla parità di stasera fra ovviamente Cremonese e Cagliari. Ho chiesto a Nicola cosa si aspettava dalla parità di stasera, allora lo chiedo anche a te, visto che sarei lì dal vivo a vederla. Cosa ti aspetti dalla partita di stasera, alla luce anche dei risultati di ieri? Bisogna pensare il Verona che ha pareggiato in casa del Napoli e la Fiorentina alla fine che ha pareggiato in casa della Lazio. Insomma, una classifica che si accorcia lì giù, lì dietro. Ahimè. Guarda, ne stavamo parlando appunto con Lele prima in aeroporto, prima di imbarcarci, e anche considerando poi quelle che sono quelli che sono stati i risultati delle altre partite finora, e considerando anche la classifica, io mi aspetto una partita tutt'altro che divertente o spettacolare, ma non disdegnerei anche un pareggio, nel senso che comunque secondo me oggi è una di quelle partite in cui devi cercare di vincere assolutamente, ma se a un certo punto ti rendi conto in maniera ranieristica che non riesci a vincere, allora a quel punto meglio anche tenerti un pareggio, perché è una parità ostica. Io credo che il Cagliari abbia le caratteristiche oggi per mettere in grossa difficoltà la Cremonese, e vi dico, se la Cremonese fosse stata allenata da un altro allenatore, insomma, sarei stato molto più ottimista da un certo punto di vista. Il fatto che Nicola conosca, come dicevamo ieri, vita, morte e miracoli di questo Cagliari è chiaramente un problema, perché ovviamente appunto conosce pregi e difetti, e probabilmente sa anche dove provare a far male a questa squadra. Però io comunque, al netto di tutto, penso che si possano replicare i 3 punti di Torino. Ci sta. Nico, io la girate la domanda da parte del nostro utente, tu firmeresti per il pareggio oppure andresti a giocartela alla morte per questi 3 punti che sarebbero fondamentali, che tra l'altro significherebbe anche aggancio alla Cremonese? Bah, secondo me in questo momento della stagione, cioè all'ultima partita del girone d'andata, firmare per i pareggi è ancora presto. Cioè tra 0 punti e un punticino, preferisco rischiare lo 0 per provare a prenderne 3, che ha un senso diverso, ha una spinta diversa, uno slancio diverso. Chiudere a 18 il girone d'andata o a 19, secondo me non ti cambia troppo la vita, chiuderlo a 21 sì. Quindi io preferirei vedere una partita in cui rischi qualcosa in questo momento della stagione. Se fossimo a marzo-aprile ti direi qualcosa di diverso per uno scontro diretto così decisivo. Infatti. A inizio gennaio preferirei vedere invece una squadra che prova a giocarsela, sì. Ok, Quindi a no, non questo firmerei per punto... il pareggio. Ok, Fra, anche tu non firmeresti per il pareggio. Vabbè, firmare da ora no, però secondo Quando me si a parla di seconda di come si firma mette la ora. partita. Firma ora no, anch'io punto alla vittoria, ci mancherebbe. Ripeto, secondo me il Cagliari è in grado di mettere in difficoltà la Cremonese di Nicola. Però ti dico, durante la partita, a seconda di come si può mettere, insomma, è comunque una partita scomoda, quindi la Cremonese è una squadra che segna tanto nel finale, il Cagliari è una squadra che subisce tanto nel finale, quindi non lo so, cioè sono condizioni chiaramente complesse, ecco, complesse, però il ragionamento di Nicola non fa una piega, di Nicola Muscas, dico, non fa una piega, cioè è ancora presto Sono per d'accordo. firmare per il pareggio, però ecco, durante la gara, a seconda di come si mette, forse mi potrei anche accontentare di un pareggio. Prima no, ci mancherebbe, ma io neanche il 30 maggio, cioè si gioca sempre per vincere, ci mancherebbe, specie uno scontro diretto. Assolutamente. Nico, giro a te la domanda allora sul discorso perché ce lo stanno chiedendo sul discorso Luperto. È ovvio che stasera non sappiamo se partirà o meno titolare. Tra l'altro, qual è la tua sensazione? Secondo te Luperto sarà titolare stasera contro la Cremonese?
Devo dire che non abbiamo molti elementi per rispondere a questa domanda con certezza, perché Pisacane negli ultimi mesi ci ha abituato a grandi rivoluzioni con grande disinvoltura, soprattutto nel pacchetto arretrato, nel quale nessuno sembra avere certezza del posto fisso. Tanto meno Luperto, che è stato uno dei più sacrificati. Ovviamente il campo e la contingenza ci dicono altro, ci dicono che tenerlo fuori oggi suonerebbe quasi come no? Un mezzo schiaffo contro il suo maestro, contro il Bello. suo ipotetico futuro. È ancora in piedi questa cosa, ma al di là dei discorsi di mercato di cui tanto si è letto, soprattutto all'inizio di dicembre, mi sembrerebbe rischioso per quanto ha fatto vedere in termini di crescita nelle ultime 2 o 3 giornate in cui gioco forza è stato schierato e nel quale ha risposto presente dall'alto delle sue ore di volo in Serie A che si sono fatte sentire. Questo mi sembra evidente. Per cui se dovessi scegliere io non avrei dubbi, anche rispetto al Mina visto nelle ultime uscite. In questo momento Quindi Luperto Rodriguez la quelli coppia che danno più difensiva. garanzie in questo momento mi sembrano loro, non so che cosa ne pensiate voi. Fra? Aspetta che mutato. Sì, Fra, tu sì, sì, no, invece? no, Io ho visto tranquillo, ieri ci nella sono. diretta, ovviamente, che avete fatto della vigilia, ho visto che comunque il duo poteva essere Mina Rodriguez, cioè Mina in campo. Ecco, Io, se sta bene, io penso che, cioè, ripeto quello che ho detto ieri, che giochi Mina oggi, ma più che altro anche perché non ce lo vedo Pisacane tenerlo fuori 2 partite di fila se sta bene, cioè se è in condizione. A meno che non ci siano problemi chiaramente a livello fisico, allora magari no. Però se Mina sta bene oggi eh, mi voglio gustare il duello Mina-Vardi perché non sicuramente mette sarà un scintille. altro di un'altra di quelle sfide nella sfida che davvero rischia di divertirci in qualche modo. Sul discorso Luperto, ieri abbiamo parlato a lungo anche con Roberto durante la trasmissione della vigilia. Io non cambio la mia opinione, cioè secondo me vendere Luperto è un errore a prescindere da tutto, anche se il giocatore vuole andare via, cioè, mi espongo anche su questo fronte, cioè, è un giocatore fondamentale secondo me del Cagliari e la crescita di una squadra passa anche dal fatto di riuscire a trattenere anche magari giocatori che vorrebbero giocare un po' di più, perché più importante è la squadra. Cioè, quello è il discorso che deve essere chiaro per i giocatori, per i tifosi, per lo staff e via dicendo. Cioè, conta la squadra, quindi l'interesse del singolo è sicuramente meno importante di quello dell'intero gruppo. E se Luperto continuasse a fare il professionista fino a fine stagione, io credo che non ci sarebbero problemi da quel punto di vista, perché comunque si è sempre dimostrato inappuntabile da quel punto su quel fronte e sinceramente non penso che cambierebbe qualcosa nel suo modo di agire qualora ecco, dovesse restare fino a fine stagione. Poi eventualmente l'anno prossimo se ne può riparlare, però venderlo adesso a una concorrente per la salvezza non mi sembra esattamente una mossa furba. Poi, chiaro, se la Cremonese ti stacca un assegno da 5 milioni di euro, allora magari un pensierino ce lo puoi anche fare. Ma siccome non penso che la Cremonese abbia quell'intenzione, il Cagliari è in una posizione di forza perché il contratto di Luperto scade nel 2028, quindi non hai neanche la fretta, la necessità di doverlo piazzare perché rischi di perderlo a zero o comunque di fare una minusvalenza importante. Per cui non so, io spero veramente che Luperto torni a Cagliari con la squadra e non resti a Cremona e che magari sia titolare lunedì contro il Genoa. E ci sta. Nico, Se non invece a te oggi, su... se non oggi, perché magari gioca infatti. oggi, e gioca lui, non gioca Rodriguez, anche se mi sembra difficile, però. Allora, tra l'altro Rita ci dice che buongiorno 131 su Cremona Calcio la Cremonese ha smentito l'interesse per Luperto, poi ovviamente è tutto da vedere, ma ti chiedo, anche tu penso
Nico, anche per come hai parlato prima, è ovvio che da vendere Luperto sarebbe comunque un clamoroso autogol, mettiamola così, al di là poi del fatto di darlo poi a una diretta concorrente. Cioè io vedo proprio due vie parallele, nel senso che da una parte non puoi dare un giocatore di esperienza come Luperto che serve anche come spogliatoio e dall'altra tantomeno darlo a una Sto diretta genio. concorrente. Beh, sì, sì, direi che sottoscrivo sia la tua versione dei fatti che quella di Francesco, a meno che noi stiamo sottovalutando, magari è pronto un piano B, magari Angelozzi ha già un difensore esperto, pronto, in grado di fare il terzo centrale, no? Nelle rotazioni, di non lamentarsi se fa qualche panchina in più appannaggio di Rodriguez, e noi questo non lo sappiamo, e allora zitti tutti, e ha ragione il mercato. Ecco, questa è l'unica eventualità che ritengo accettabile nell'economia di questo eventuale trasferimento. Beh, su questo è sicuro che noi saremo comunque sempre comunque spettatori da questo punto di vista, quindi Io sì, voi questo... no, perché sapete le cose sempre 10 minuti prima degli altri. Per non parlare di Lele Magari Casini, fosse che è sempre lì così. zitto. Secondo me Lele Casini c'ha tutte le risposte, ma sta guidando e giustamente non ce le dà. Zitto non proprio, perché prima insomma ci hanno tagliato la strada, non era molto contento, abbiamo devo dire. sentito, anche, Il anche a buon te abbiamo Lele, sentito. però sì, insomma, ci siamo contenuti, diciamo così, Ci sono anche negli lì epiteti. i Negli fenomeni alla guida, epiteti. ci sono anche Sì, lì, no, comunque assolutamente. vi dico, c'è un'ambientazione fantastica perché sembra veramente ancora roba natalizia, perché ci sono tutte le piante ghiacciate, no? Bianche, questo bianco di sfondo totalmente alieno alle nostre abitudini, quantomeno di noi cagliaritani. Poi insomma, magari qualcun altro sicuramente è più abituato a vedere anche neve e ghiaccio, però è sicuramente molto, molto affascinante, molto affascinante. Allora, ultima domanda per Nicola, che il tempo vola. Ti chiedo a questo punto, Nico, là davanti, ecco, perché io penso che un giocatore come Kiliksoy in una squadra che comunque ha bisogno di un attaccante che sia continuo a livello di gol. E Kiliksoy per ora, insomma, 2 gol, 4 punti. È ovvio che il focus è su di lui e c'è questa bella sfida tra il veterano Vardy da una parte e dall'altra il giovane Kiliksoy, che sono due giocatori lontani magari anagraficamente, ma fisicamente, insomma, non li vedo così lontani. Ecco, è ovvio che Vardy da un certo punto di vista ha sicuramente più esperienza, però ecco, è una bella sfida tra due squadre che insomma non è che segnino tanto, mettiamola così. Vero, vero. Gli attaccanti poi hanno bisogno non solo di continuità nel trovare la rete, ma secondo me hanno proprio bisogno di giocare. Ce l'ha dimostrato anche lo stesso Borrelli, che prima di trovare un feeling, no? Con la Porta ci ha messo qualche partita, poi sappiamo che il suo è anche un lavoro diverso, importante per far respirare la squadra, per tenere palla, per prendersi qualche calcio di punizione, e ce l'ha fatto vedere Kiliksoy, che nel momento in cui ha trovato modo di stare in campo per 80-90 minuti, ha trovato anche modo di farci vedere che il gol li sa fare. Quindi anche in questo caso, secondo me, la gestione dei calciatori va fatta in quel senso, in quell'ottica. A me, per esempio, non piacciono tanto le sostituzioni degli attaccanti che hanno appena segnato. Ecco, secondo me un ragazzo di 20 anni che ha l'adrenalina del gol appena fatto può anche sopperire a quei 10, 15, 20 minuti di partita che lo separano dalla fine. Insomma, le gambe, la freschezza ce li ha, è giovane, è un atleta, ha l'adrenalina del gol, deve rimanere in campo fino all'ultimo. Per cui sì, stasera la sfida è buona, è interessante, affascinante tra un vecchio lupo di mare e un esordiente, e mi sembrano tra l'altro queste le partite che per l'attaccante turco sono anche un po' nel suo DNA, quelle dove c'è molto traffico, quelle dove un guizzo nello stretto può fare la differenza, e lui questi guizzi ce li ha, quello dove puoi anche magari prenderti i tuoi tempi, perché Kilsoy si prende sui tempi, fa questi contropiedi
che durano un quarto d'ora, 20 Sì, minuti, esatto. però la palla Un'agonia. incredibilmente non riesci a togliergliela, per cui queste partite qui mi sembra che lui abbia il DNA giusto per calarsi nella dimensione, ecco, sono molto curioso. Tra l'altro Perfetto, oggi sarà perfetto. una sfida tra quadricipiti esili tra lui e Baschirotto, perché sicuramente Esatto. credo che abbiano le gambe più grosse di tutta la Serie A, Sì, sì, probabilmente. è Quindi. vero. Ma tra l'altro stiamo dando per scontato che giochi lui e non per esempio, perché insomma ci sono Borrelli, Esposito, Gaetano e Kilsoi in 4 per 2 maglie più o meno. Secondo Eh, voi come va a finire lì? Io ho votato Kilixoi, ma anche più io che altro voto. perché ancora secondo me Borrelli non è al 100% dal punto di vista della caviglia, e oggi sarà una gara in cui provare a non dare troppi punti di riferimento a una difesa fisica come quella della Cremonese. Cioè, se tu metti Borrelli probabilmente appunto dai una mano in qualche modo appunto a Baschirotto, che per esempio contro Piccoli a Firenze ha fatto una partita solida, perché aveva il suo riferimento da marcare chiaro. Poi noi stiamo dicendo anche dall'altra parte che giochi Vardy, magari giocano Bonazzoli, e anche in quel caso non Ah, c'è più Sanabria, il Bonazzoli, riferimento di perfetto. fisico, cioè Sì, 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 sì. anche lì Però potrebbe però io penso cambiare, che potrebbe sia cambiare. Vardi, che Kilixoi saranno al primo minuto. Io l'unico dubbio che ho è Esposito Gaetano. Questo è l'unico Sì, dubbio io ho che ho. votato Gaetano. Ok, vedi. Io ho votato Gaetano, ma non tanto per il discorso dei crampi di Esposito che lo hanno fatto uscire prima contro il Milan. Cioè, il giocatore è a posto da quel punto di vista, proprio per una questione anche di tipologia. Io ho visto bene Gaetano e Chilizzoi a Torino, hanno dialogato molto, l'ho detto anche ieri, lo ribadisco oggi. Secondo me potrebbe essere dall'inizio la coppia giusta per provare appunto, a togliere qualche certezza a una difesa molto strutturata a livello fisico e anche a livello tattico come quella della Cremonese. Poi Gaetano mi sembra una scelta da trasferta abbastanza consueta da parte di Bravo, Pisacane, no? l'ho detto Infatti. ieri, Ah, infatti. anche questo in effetti, cioè forse lo preferisce in trasferta, chissà. Vabbè, il duo di Torino era Kilixoi e Gaetano, eh. Quindi, Vero? insomma, Esatto. è una partita molto simile da un certo punto di vista, nel senso che il Cagliari comunque ha le possibilità sicuramente di prendere i 3 punti e deve giocare per i 3 punti. In chiusura, quindi, Nico, stasera, pronostico, uomo Stasera chiave. uh, Mazzitelli, posso dire Attenzione. Mazzitelli? Certo, assolutamente sì. Mazzitelli Con un tiro da che fuori area. già intravisto alle prime giornate in Coppa Italia aveva dato l'impressione di essere un uomo solido, un centrocampista affidabile, magari non scoppiettante, ma molto affidabile, e alla fine il destino, gli infortuni, la sorte carogna che ha decimato questa rosa gli sta dando un'opportunità che alla fine mi sembra che sta cogliendo con grande senso di responsabilità. A me piacciono i giocatori che vogliono la palla tra i piedi e lui mi sembra uno di quelli. Magari il guizzo stasera sarà di Mazzitelli. Perfetto, perfetto. Nico, grazie, grazie davvero. Rinnovo ancora una volta il buon anno. Ciao Grazie a Nico, voi, buon anno un ragazzi. Lele, non abbraccio. correre. No, no, tranquillo, stiamo andando a Tranquilli e regime. Ha sereni. detto Nicola di non correre. Ha detto tranquillo, vi saluta anche lei, vi saluta. Grandissimo. Ciao Nico, alla Ciao prossima, ragazzi, alla grazie mille. prossima. Ciao Ciao, Nico. Ciao ciao, ciao. ciao, ciao ciao, ciao ciao. Eccoci qua. Come la Bene, fai? Allora, io ho sentito, adesso mi ha come siamo scritto messi? Andrea. Mi ha scritto Andrea che Non ti sento, in perché non ti auto... sento? Perché non mi senti? Io ti Aspetta, sento. non ti sento. Eccolo qua. Vabbè, per adesso siamo... Sicuramente non stava funzionando benissimo il collegamento. Dicevo, Andrea Ferrari tra un po' si collegherà, sarà su un autobus perché anche lui sta facendo il trasferimento, deve andare a lui ha un programma radiofonico e quindi deve andare a fare la puntata. Eccolo, vediamo se c'è. Non Proviamo, ti mi senti adesso? sentivo. Sì, E sì, sì, ora? ora Ah, ti ok. sento bene. Ah, ok, Ma non ok, ti sentivo, perfetto. cioè come è uscito Nicola, sparito Vabbè. l'audio di tutti. Boh, vabbè, cosa ti devo Vabbè. dire?
Ordinaria amministrazione, tranquillo, Sì, di un figurati. giovedì, un qualunque giovedì di StreamYard. Va Esatto, bene. esatto, esatto. C'è l'ospite della Cremonese? Sì. Sì, c'è l'ospite della Cremonese, Perfetto. Allora entra ti tra lascio. qualche minuto, tra l'altro Perfetto. sarà in auto, perché anche lui è in trasferimento ovviamente, però insomma, E ci vabbè. siamo, abbiamo copertura totale. Alla grande, alla grande. Va Quindi bene, allora niente, ci vediamo noi ci stasera, aggiorniamo ragazzi. stasera, Noi certo. ci vediamo stasera, mi Buon tutto, saluta raccomando. Lele, Sì, sì. alla grande direi. Ci manca ancora un bel po'. Sta facendo dei Dove cenni, siete Lele, che adesso? non ho capito, sinceramente. Cremona? Uscita? Ma quello va sulla superstrada, però, non sull'autostrada. Aspetta un attimo, Luca. Vai Ancora 18 sereno. chilometri abbiamo. Ah, ok. No, perché io ho Perfetto. anche il compito ovviamente di fare il navigatore, quindi capisci Esatto, ci che cioè, mancherebbe. Sappiamo chiaramente benissimo. bisogna dividersi i compiti. E siccome c'era un'uscita a Cremona, ma per la superstrada, ma noi abbiamo ancora 20 chilometri da fare di autostrada, quindi Che poi è era pochissimo, un 20 falso km in allarme. autostrada, eh? Ci Sì, siamo. esatto, è per quello che sto chiudendo, perché più o Vai meno poi a tranquillo, breve servirà proseguite pure. ausilio. Va Va bene? bene. Ci Quindi ragazzi, aggiorniamo dopo. grazie. Grazie a te, Ci Fra, vediamo, ci grazie a vediamo Lele. dopo. A dopo. 17:30, mi raccomando. Ciao. 17:30, esatto, esatto. Ciao ciao, ciao ciao. Eccoci qua, insomma, ringraziamo anche Francesco che si è collegato, insomma, direzione Cremona. Dicevo, appunto, adesso ci sono un paio di domande e vado a rispondere. Ne ho segnata una, perché così vi spiego ancora una volta perché evidentemente Luca non ho capito questo metodo assurdo di non calcolare le giornate in attesa di recuperi il senso. Il senso è, te lo dico, perché poi io sono tranquillo e sereno, però su certe cose che ripeto 1000 volte incomincio a trovare un po' di difficoltà. Detto più e più volte che fantacalcio.it nelle coppe, se tu non metti il 6 politico, sino a che la giornata non è completa, non ti fa andare avanti coi calcoli. Quindi la 16ª giornata è bloccata da quelle 4 gare che recupereranno fra 2 settimane. Ok, quindi state di aspettare 2 settimane. E poi si andranno a calcolare tutto il resto. Mentre il Fanta 131 è regolarmente calcolato. E la 16ª si recupererà quando si recupereranno quelle 4 partite. Quindi non c'entra niente 131, è stato spiegato, è stato scritto. Già da 2 settimane l'articolo spiega qual è la situazione, quindi non è un metodo assurdo, perché nessuno ha un metodo di non calcolare, visto che si parla di fantacalcio, ma evidentemente c'è un blocco da parte del sistema che ti offre il servizio. Ok? Giusto per recuperare. Grazie Cristian, grazie mille. Allora, dunque c'era, ok, Marco diceva, sulla polemica inventata sul Kiri che ci guarda la maggior parte delle testate giornalistiche, dipende anche da come... Bisogna sempre vedere il discorso che ho fatto prima, c'è chi lavora in una certa maniera, c'è chi lavora in un'altra maniera. Per fortuna non si è omologati, ognuno decide di lavorare come meglio crede. Per come la vedo io, ripeto, a me questo ambaradan, trash, polemiche, a prescindere, non piace. Mi piace parlare, mi piace anche avere visioni diverse, ma parlare con modi normali, spiegare, senza dover per forza attaccare. Questo è un po' l'iter che sto vedendo sempre maggiormente. Come diceva, non mi ricordo chi, che è cambiata la società, è vero, però io cerco sempre di non omologarmi. E la testata 131 è non omologata. Finché si può, e si può, se si vuole si può far tutto. Non bisogna assolutamente seguire sempre la massa e adattarsi alle situazioni. Si può essere moderni, ma anche tenendo un certo tipo di valori, di credibilità, di servizi, di lavoro. Questo secondo me non paga mai, ok? Allora, poi. Discorso Luperto, ne abbiamo parlato. Qualche giocatore non al 100%? Beh, io non penso che Mina oggi sia al 100%, non penso che Esposito sia al 100% dopo il colpo che ha dato, però magari sono al 90%. Poi bisognerà vedere effettivamente stasera quale sarà la decisione di Pisacane. Io sono molto curioso, anch'io penso che non giocherà Luperto, ma non perché c'è un discorso legato a perché quindi è già della Cremonese, perché ripeto, non ci sono conferme a questo punto di vista, ma semplicemente perché come ha detto Francesco, ovviamente uno come Vardi
uno come Mina riesce un po' a tenerlo, un po' come il discorso Baschirotto dall'altra parte. E poi sai, comunque questi rumors di mercato potrebbero comunque fomentare, ritorniamo sempre al solito discorso, facili relazioni, perché ragioniamo per assurdo, ci sono degli errori da parte di Luperto e allora si può cominciare ma lui perché ormai aveva già questo, questo e quest'altro. Quindi, anche se posso dire ieri Guendouzi, per dire che è già ceduto praticamente in Turchia, ha giocato una gran partita con la Lazio. Però, ripeto, vediamo un attimino qual è la situazione. È vero che una partita come stasera, chi entra in campo deve dare il 101%, perché, come detto, Nicola sicuramente conosce bene l'ambiente Cagliari, conosce bene determinati giocatori, alcuni li ha voluti lui, Luperto, Caprile, a dopo. Quindi conosce sicuramente le caratteristiche, però è anche vero che il Cagliari, se gioca da Cagliari, ovvero una squadra attenta, una squadra con voglia, una squadra che mette garra, non dico per 90 minuti, perché adesso al di là di tutto è difficile, anzi impossibile tenere un certo ritmo per 90 minuti, ma la Cremonese è una squadra che fondamentalmente non è che abbia questo gioco clamoroso, infatti Cagliari e Cremonese sono le due squadre che hanno meno passaggi nella tre quarti avversaria, ok? Quindi non mi aspetto una super partita stasera, mi aspetto una partita molto molto bloccata, dove la differenza probabilmente la farà la giocata. Questo è quello che penso. Cioè la giocata del singolo che magari può sbloccare la gara. Non mi aspetto una grande partita. Sul discorso di Luperto. No, lo faccio perché purtroppo, Marco, ma non perché lo penso io, ci mancherebbe. Perché purtroppo conosco assai bene i retropensieri. Quindi, siccome la partita di stasera è una partita nella partita, io penso che Pisacane stasera metta tutto ad hoc, cioè voglia persone, giocatori che in campo siano comunque focalizzati esclusivamente sulla gara di stasera. Non sto dicendo ovviamente che Luperto non lo sia, magari stasera giocherà. Allora, siccome io non sono allenatore, però se devo vedere la condizione, è ovvio che Luperto Rodriguez contro il Milan hanno giocato bene. Quindi io Luperto non lo toglierei, ma per una questione ambientale probabilmente non lo vedremo in campo. Questa è un'opinione, poi non abbiamo garanzia da questo punto di vista. E cos'era successo? Tuttora a Roma ne parlano di questa cosa, di quel famoso Lazio-Inter, dove lui mi pare, non mi ricordo se fece un errore o causò un rigore a favore dell'Inter. Era l'ultima gara, servivano i punti all'Inter per qualificarsi, non mi ricordo, però l'ho sentito anche da poco questo discorso. Però, ripeto, sono dicerie, poi alla fine io sono sicuro che stasera l'obiettivo a parte di Pisacane è assolutamente cercare la vittoria. In che modo non lo so, perché chiaramente è una parità tra due squadre bloccate, quindi ripeto, per come la vedo io, la giocata da una o dall'altra parte può sbloccare questa partita, altrimenti magari sarà uno 0-0. Vediamo un po' anche cosa ne pensano da Cremona. Nel frattempo voglio capire se Andrea riesce, perché so che era in trasferimento in bus, quindi anche lì c'è un po' di caos. Allora, è chiaro, perché magari sei in bus, se vuoi anche solo con audio e non video, disabilitando la telecamera. Allora, scusate, perché mi sto mettendo d'accordo, facciamo solo audio così non ha che ha delle persone a fianco in pullman, quindi purtroppo ho dovuto prendere il pullman, non il treno. Ma sì, ma assolutamente va tenuto, ma cioè, per me non esiste, non esiste assolutamente. Poi d'estate vedremo,
ma ora come ora, ripeto, sia per il valore, ha una duplice funzione Luperto. Esperienza, spogliatoio. Quindi esperienza, è un giocatore che comunque ha una validità in campionato, sa bene come si gioca e come si giocano determinate partite, sa bene cosa vuol dire lottare per la salvezza. Spogliatoio perché comunque è un giocatore navigato, è un giocatore che comunque ha un ottimo rapporto con tutti, è un giocatore che può aiutare anche i giovani, può aiutare anche lo stesso Rodriguez. Assolutamente. Quindi è un giocatore che non dico che deve giocare tutte le partite, anche perché sì, a Cremona probabilmente giocherebbe tutte le partite, perché in effetti servirebbe comunque uno come Baschirotto, uno al fianco di Baschirotto, però sicuramente è un giocatore che al Cagliari serve tantissimo. Allora, abbiamo Andrea. Eccoti Andre, mi senti? Ciao, ti sento forte e chiaro, buongiorno a Gra- tutti, ciao Luca. Ciao Andrea, grazie mille per aver accettato il nostro invito. So che sei in trasferimento, Andrea Ferrari, cuoregrigiorosso.com, e ti chiedo subito, Andrea, com'è la situazione? Ecco, cosa ti aspetti stasera? Noi a Cagliari la vediamo, è una partita nella partita, nel senso che ovviamente è uno scontro diretto importante per tutte e due le squadre, ma è anche un ritrovo dell'ex allenatore Davide Nicola, che lo scorso anno ha salvato il Cagliari, e quindi conoscendo un po' Nicola ci immaginiamo che insomma vorrà assolutamente fare di tutto per vincerla stasera, così come il Cagliari d'altronde. Sicuramente mi aspetto tanto freddo, questo Esatto. penso che Com'è? sia inevitabile, sì. Allora una partita molto importante per tutte e due le squadre per i motivi che hai detto, insomma il Cagliari ha questo obiettivo di agganciare proprio la Cremonese in classifica, il Cagliari affronta credo la peggior Cremonese vista in questa stagione, almeno per quanto riguarda il rendimento delle ultime partite, non solo a livello di punti, direi anche di prestazioni, perché se in precedenza la Cremonese aveva perso sì delle partite, però comunque aveva sempre, diciamo, combattuto per trovare un pareggio, per recuperare il risultato, è uscita tra gli applausi. Diciamo che nelle ultime 3-4 partite, nell'ultimo mese, in sostanza le cose non sono andate particolarmente bene. La peggior prova è proprio stata quella di domenica contro la Fiorentina. E come dicevi, poi Nicola cercherà di chiudere in bellezza il girone di andata in casa, magari prendendo punti contro la sua ex squadra. Secondo te, Andre, questo cambiamento che c'è stato da parte della Cremonese, che comunque aveva iniziato benissimo, ricordiamo che tuttora è l'unica squadra che è riuscita a battere il Milan alla prima giornata a San Siro, questo calo, secondo te è un calo fisiologico? Cioè ci sta anche, visto comunque l'andamento un po' che è la Serie A, dove comunque è difficile essere sempre continui, la Cremonese ha incamerato tanti punti, è vero che non segna da 4 partite, 3 sconfitte e un pareggio, tra l'altro il pareggio 0-0 in casa della Lazio, però è anche vero, io ho visto quella partita contro la Fiorentina, che è l'ultima in ordine cronologico, e le ho viste praticamente tutte, ne abbiamo parlato anche in privato, meritata la vittoria della Fiorentina, però per un pelo non l'hai pareggiata, a quel punto sarebbe stato un ottimo risultato a Firenze, visto anche l'andamento della gara. Sì, sicuramente, infatti il punto sarebbe stato, diciamo, rubacchiato, ecco, non credo meritato in quel caso, perché davvero il gol della Fiorentina è arrivato nel finale, comunque ha messo il sigillo ad una prestazione per la Fiorentina sicuramente molto positiva. È chiaro che guadagnare un punto lì avrebbe cambiato un po' tutti i commenti di questa ultima settimana, no? Perché brutta prestazione, ma comunque riesce a prendere un punto a Firenze, direi che sarebbe stato molto positivo. Il calo è stato sì fisiologico, come dicevi, perché ci può anche stare, ecco, è stato Nicola stesso a farci capire come funziona la Serie A, no? Perché la conosce meglio lui di tutti noi, avendola affrontata rarissimamente negli ultimi anni, solo 3 anni fa, con la retrocessione immediata, e quindi ha detto che poi in Serie A la cosa più facile di tutte, l'avrà detto tante volte anche a Cagliari, è perdere, no? E poi può Sì. capitare anche di perdere tante partite consecutive, bisogna essere in grado di rialzare la testa. Però non credo che sia un calo dal punto di vista fisico, come molti hanno voluto sottolineare, ma secondo me un fatto che questa squadra sia diventata ormai troppo prevedibile. Cioè all'inizio era un po' la sorpresa,
tanti giocatori che non si Sì. conoscevano. Vardy non si sapeva come avrebbe affrontato la Serie A a quell'età, in che condizioni. La squadra ha avuto delle ottime prestazioni, però poi cosa è successo? Che non ha più trovato soluzioni nuove, secondo me, offensive. Il blocco difensivo funziona bene, però dal punto di vista offensivo la squadra in generale non tira in porta, credo la partita vinta a Bologna, poi c'è stata qualche piccola occasione nelle ultime partite con qualche tiro da fuori, ma telefonati, e quindi è quello lì, secondo me, è quella lì la cosa principale di questa squadra, che non ha più soluzioni, non ha studiato soluzioni diverse per fare male all'avversario. Ok, alla luce di questo, noi ne abbiamo parlato anche prima con gli ospiti che abbiamo avuto. Stasera non ci aspettiamo una bella partita, parliamoci chiaramente, Andre. Cagliari e Cremonese sono le due squadre che fanno meno passaggi nella tre quarti avversaria, sono due squadre che attendono per poi ripartire. C'è comunque il discorso dei 3 punti che probabilmente ne valgono 6, tra virgolette, perché comunque è uno scontro diretto e sono due squadre discontinue, entrambe. Il Cremonese, ripeto, ha iniziato benissimo, ora è un po' in flessione, il Cagliari non si capisce se è quello che vince in casa del Torino o se è quello che pareggia in casa contro Genoa e Pisa e magari pareggia magari perde in casa contro il Sassuolo. Però il rendimento interno della Cremonese, stavo guardando un po' i dati, diciamo che Nicola di base gli scontri diretti è difficile che li va a sbagliare. Sì, questo è vero, questo è vero. Credo che, non ho gli dati alla mano, la Cremo abbia fatto addirittura meglio in trasferta che in casa fino a questo momento, però, come dicevi, gli scontri diretti, sì, solitamente li prepara bene, poi cerca di non sbagliarli e non li sbaglia, perché effettivamente col Parma ha pareggiato, col Verona ha pareggiato, col Sassuolo ha vinto, se Con Lecce comunque ha può vinto ritenersi. 2-0 in Con casa. Lecce ha vinto, esatto, e contro il Genoa ha vinto fuori casa, quindi comunque da quel punto di vista è messa bene. Ha perso solo con la Fiorentina, che Nicola sottolinea più volte che non sia una squadra che lotta per la salvezza, anche se io continuo a ribadire che se dopo un girone una squadra ha vinto 2 volte, pareggiato 7 e perse 10, anche se la rosa è molto forte, credo che la Fiorentina in questo momento vada Certo. considerata per la salvezza. È vero, quindi sicuramente non ho dubbi su come preparerà questa partita, come l'ha preparata Nicola. E poi, come dicevi te, anche secondo me non vedremo in generale una bella partita, per i motivi che dicevi. Ti aspetti delle variazioni là davanti, visto che mi parlavi un po' del discorso prevedibilità, perché ci ricorda anche un nostro abbonato, Nicola, prevedibilità è l'aggettivo del Cagliari dell'anno scorso, un po', ma sappiamo un po' il discorso. Nicola è un allenatore che conosce benissimo la Serie A, sa benissimo come salvarsi, però ovviamente sa anche bene certi movimenti, non è che va a cambiare improvvisamente il suo credo. E alla luce di questo, ti aspetti Vardi, Vardi, Bonazzoli là davanti oppure una variazione là davanti, proprio per creare magari imprevedibilità e magari promuovere un Sanabria dal primo minuto o un Vasquez. È Sì, sbucato anche Jossa in qualche partita fa, però è è vero, è rimasto lì, vero. insomma. È vero, a Roma con la Lazio ha giocato Johnson dall'inizio in maniera sorprendente, no? Allora, alcuni pensano che Vardy non giochi, riposi, anche perché lui è dalla partita con l'Udinese, adesso non ricordo la data, che le ha giocate tutte da titolare, tutte le ha finite, tranne la scorsa, quella a Firenze che è uscita nel finale. Quindi molti pensano che, essendoci diverse partite vicine, Vardy questa volta possa partire dalla panchina. Secondo me no, perché comunque è molto importante questa partita, quindi piuttosto lo tengo a riposo lunedì in casa della Juventus. Quindi secondo me lui gioca e poi al suo fianco sì, Bonazzoli è quello con cui ha fatto coppia meglio e che ha dato più garanzie, però sì, potrebbe giocare Sanabria questa volta. Qualcosa di diverso credo che lo vedremo, ecco, e Sanabria è una delle opzioni, mentre Vasquez dovrebbe cominciare ancora dalla panchina. Ti aspettavi un po' meglio da parte di Vasquez come minutaggio? Visto Ma anche quello che ha sinceramente, fatto lo scorso anno, insomma, poi Vasquez, insomma, non è che lo diciamo noi il potenziale, è vero, età avanzata, però personalmente mi aspettavo un po' di più da parte sua. sì, è vero, l'anno scorso è stato decisivo, ha fatto tantissime cose nonostante quella lunga squalifica che si era preso a Sì, febbraio per insulti razzisti.
E quest'anno, dopo che è stato confermato, pensavamo che potesse essere addirittura più questo il suo campionato che lo scorso, perché lui ha ribadito anche a microfoni spenti più volte che in Serie B lo tartassavano completamente, sapendo che era il giocatore, uno dei giocatori con più qualità in assoluto, davvero veniva trattato male, no? Dal punto di vista dei falli, delle trattenute, eccetera. Quindi qua avrebbe avuto un pochino più di spazio a livello proprio di gioco. Sta giocando in effetti poco, anche per una questione di sistema di gioco. È vero che anche Stroppa giocava più o meno così, però Nicola preferisce una punta, un po' più punta rispetto a Vasquez per fare da supporto a Vardy, no? Quindi Vasquez è entrato solo per fare ogni tanto il raccordo o per magari la squadra in vantaggio. Vasquez è uno che gestisce palla e siccome, vabbè, da neopromossi non è che capita spessissimo di essere in vantaggio e avere situazioni tranquille, credo che il minutaggio scarso sia dovuto anche un po' a questo. Ok, è un po' tra l'altro quello che mi viene da pensare alla gestione anche di Gaetano a Cagliari lo scorso anno, perché comunque anche Gaetano è un giocatore che non è una punta, non è è un trequartista, ma per come gioca Nicola il trequartista fa un po' fatica e magari è stato adattato anche come esterno, come mezzala di inserimento, insomma, magari capisco bene ecco, qual è anche la gestione. Andiamo un po' sul tema caldo, Andre, perché ne abbiamo parlato anche in privato, che è appunto il discorso relativo a Luperto, dove stasera probabilmente non partirà titolare, almeno questa è una sensazione, non ci sono conferme da parte del Cagliari su offerte da parte della Cremonese. Ti chiedo, insomma, dal lato cremonese che si dice sulla questione di Sebastiano Luperto. Sì, anche dal lato della Cremonese non ci sono conferme, anzi sembra che in realtà non sia stato trattato, ma che venga associato continuamente alla Cremonese solamente perché è un pupillo di Nicola e quindi è chiaro che alla Cremonese serve un difensore delle sue qualità, ma in questo momento diciamo che sembra non esserci una trattativa e quindi questo è il punto. Poi vedremo come andrà a finire perché anche si diceva la stessa cosa di Sanabria quest'estate E e poi è arrivato. Sanabria sì, si continuava a dire no, non è vero che lo stanno trattando perché lo stanno dicendo solo perché era un pupillo di Nicola e poi appunto a fine mercato è arrivato. Ok, quindi anche qui comunque è tutto in divenire, vediamo un po' stasera, insomma, la partita bisogna anche capire se alla fine Luperto sarà titolare o meno. Prima stavamo parlando un po' di questa sfida, insomma, tra gli attaccanti delle due squadre, ovvero l'esperto Vardi, ammesso e non concesso che sarà o meno titolare, con il giovane Kilixoy, ammesso e non concesso che sarà titolare. Insomma, comunque due giocatori che per quanto diversi da un certo punto di vista sono simili come struttura, come tipologia, come valenza, comunque dei giocatori tecnici, non sono le classiche prime punte, ecco. Come la vedi questa sfida a distanza? Tra l'altro, Vardi che potrebbe essere marcato da Mina e Kilixoy che potrebbe essere marcato da Baschirotto, e quindi ci sono anche la sfida a distanza tra Mina e Baschirotto, che insomma sono due difensori centrali, io li chiamo vecchia maniera. Sì, sicuramente sono centrali di grande struttura fisica e dominanti in un certo senso, no? Soprattutto per quanto riguarda il nostro campionato. Quello che posso dire è che sì, fa specie pensare che Vardy ha 18 anni in meno di Kilixoy, se non sbaglio, sono veramente tanti. E penso che sia una bellissima sfida a distanza fra un attaccante giovanissimo che ha voglia di emergere, che ha delle ottime qualità tecniche e può mettere in difficoltà la difesa della Cremonese con appunto queste sue qualità molto molto che ha fatto vedere in queste prime partite, ecco, molto, molto buone anche in prospettiva e dall'altra parte Vardy diciamo che sta avendo davvero pochissime occasioni, no? Perché la Cremonese segna poco, non è colpa di Vardy che anzi si sbatte tanto, non gli arrivano palloni giocabili, non si riesce a sfruttare quella che è la sua qualità principale, cioè magari di fare gol in una ripartenza, in contropiede lanciandolo a lungo, però è una bella sfida con Mina perché se riesce in qualche modo in pressione a rubare il pallone, sono sicuro che sarà dura per lui, no? Per Mina, Certo, perché sì, Vardy è sì. uno che morde le caviglie, ovviamente non nel vero senso della parola, però
uno che è molto cattivo nella maniera giusta e che vuole costruirsi da solo le occasioni perché fondamentalmente gliene mancano in queste settimane. Ci sta assolutamente. Ti chiedo in chiusura la probabile 11, Andre, di stasera contro il Cagliari, chiaramente con i tanti dubbi, ecco, sapendo anche che è insomma, la seconda di 3 partite in una settimana, quindi necessariamente ci potrebbe essere del turnover. Sì, allora in Portaudero, difesa 3, da destra a sinistra, Terracciano, Baschirotto e Bianchetti, il capitano che dovrebbe rientrare al posto di Folino. Ok. Centrocampo a 5, a destra dovrebbe giocare Barbieri, a sinistra Pezzella, davanti alla difesa Bondo, affiancato a destra da Pagero e a sinistra io credo Zerbin più di Van de Putte. Ah, E ok. davanti, come detto, Sanabria in ballottaggio con Bonazzoli, però secondo me favorito Sanabria al fianco di Jamie Vardy. L'altro dubbio che ho è di Floriani Mussolini, che comunque si è ritagliato un po' di spazio in questa stagione, è un po' che non parte titolare, magari approfittando dell'infrasettimanale potrebbe far rifiatare o Barbieri a destra o Pezzella a sinistra. Eh sì, anche lui è un bel prospetto, è un giocatore che può giocare in tutte e due le fasce e si è ambientato alla grande. Insomma, ha dei giocatori interessanti, ha dei giovani interessanti, la Cremonese, quindi insomma, sarà sicuramente una partita non casuale. Ecco, la speranza è che almeno si veda comunque una bella partita, Andre, perché comunque al di là di tutto ci piace comunque vedere le belle partite, su questo non ci sono Speriamo. dubbi. Già farà freddissimo, quindi mi auguro almeno di vedere una bella partita e Esatto, di che un vederla po'... perché poi mi sa che mi dicono che a Ah, c'è Cremona anche io il ora rischio sono. nebbia? Eh sì, perché da quello che mi dicono a Cremona un po' di nebbia in questo momento c'è. Non vorrei che succedesse come a Parma ieri sera, che si vedeva Sì, poco o nulla. esatto, esatto. E ora sono a Bergamo perché lavoro qui, poi raggiungerò Cremona e vediamo com'è la situazione appena si abbassa anche il sole. Perfetto, perfetto. Andre, grazie, grazie davvero. Noi ci Grazie a te. sentiamo ovviamente dopo. Buon lavoro, buona giornata e in bocca al lupo per la partita, ovviamente, Andre. Va bene? Grazie mille, buona giornata e buon lavoro anche a te. A presto. Ciao Andre, Ciao, ciao ciao, ciao ciao, ciao, ciao ciao. ciao. Eccoci qua e ringraziamo tanto Andrea Ferrari di cuoregrigiorosso.com. Insomma, abbiamo un po' snocciolato quello che è la situazione in casa cremonese. Grande Stefano. Come mai oggi avete una sera da Cremona con tutti i trascorsi che abbiamo? Assurdo veramente. Poi fanno gli spot di calcio dei tifosi, lo so. Ne abbiamo parlato anche ieri, insomma, è una situazione veramente, a dir poco, clamorosa, ecco. Potrei fare una trasmissione di un'ora a parlare solo di questo, ma direi che tanto non cambia niente e non avrebbe nemmeno senso. Poi, allora, dico, no, non ci sono ancora novità su Nicolosi Caviglia, detto che Brescianini è praticamente addirittura d'arrivo a Firenze, a quel punto si sbloccherebbe la situazione Nicolosi Caviglia e poi il Cagliari comunque deve ancora trovare l'accordo per il prestito con diritto di riscatto col Venezia, perché il detentore del cartellino è Venezia. Poi Sandra non possono vendere Rupert sono senza difensori, ma ripeto, anche da Cremona avete sentito, non ci sono novità da questo punto di vista, tutto tace, quindi nel momento in cui comunque non si hanno situazioni ufficiali o richieste ufficiali, tutto rimane così com'è. E che è la speranza ovviamente che Luperto, al di là della titolarità o meno di stasera, perché è ovvio che nel momento in cui non dovesse partire il primo minuto, perché non sta giocando, perché qua, perché là, insomma, cerchiamo di vedere, di seguire solo e esclusivamente, focus solo e esclusivamente, almeno oggi, su Cremonese Cagliari. Perché il mercato è importante, è vero, il Cagliari ha diverse assenze anche che rischiano di essere abbastanza lunghe, al di là di Belotti, Felici, Folorunso, febbraio, De Iola si parla anche lui di febbraio, quindi parliamo comunque di giocatori importanti, importantissimi anzi, che oggi avrebbero sicuramente fatto tanto comodo al Cagliari, però è ovvio che il focus oggi deve essere solo e esclusivamente la partita, poi stasera magari se ci saranno novità ovviamente non avremo dubbi a dirvele nella stessa diretta. Ricordiamo un po' la situazione. Stasera 17:30 ci sarà la vigilia di Cremonese Cagliari, poi ci sarà il post gara, mentre domani, ovviamente venerdì, quindi non ci sarà Buongiorno 131, ma ci sarà Fanta 131, visto che comunque l'anticipo è sabato alle 15. Domani riesco a organizzarmi
e fare comunque, ci sarà il risultato della giornata, ricordiamo solo e esclusivamente per il campionato, non per la Coppa, perché la Coppa verrà recuperata appena verranno recuperate le 4 gare della 16ª giornata, quindi si tratta di aspettare 2 settimane. Daremo comunque ovviamente i risultati di Fanta 131 e poi andremo un po' a dare i consigliati, insomma, per la nuova giornata che inizierà dopodomani, perché questo è un po' il turno infrasettimana. Il Cagliari, ricordiamo, gioca stasera alle 18:30 contro la Cremonese e lunedì sarà al Ferraris contro il Genoa, quindi 2 partite, 2 scontri diretti importantissimi. Pensiamo alla partita di oggi del Cagliari contro la Cremonese e poi si penserà ovviamente anche alla sfida contro il Genoa. A 8 e 7 e 15, hai ragione Nico, una settimana, ancora meglio. Ero fermo al 2 gennaio, invece è vero, perché il 14 e 15 gennaio mi pare recupero, 15 16. Comunque in 2 giorni li recuperano. Va bene? Grazie ancora a tutti ragazzi, ci vediamo stasera, ricordatevi, dalle 17:30 con il pre-gara di Cremonese Cagliari, dove ci sarà Francesco collegato da Cremona, ci sarà Roberto Pina, ci sarà Matteo Zizzola, non penso nel pre-gara ma ci sarà nel post-gara. In conduzione ci sarò io, quindi vi aspetto stasera numerosi e mi raccomando, ok? Buona giornata a tutti e ci vediamo tra un paio d'ore, va bene? Grazie mille, buona giornata, ciao ragazzi e buon pranzo per chi comunque sia proprio in qua a pranzare. Ci vediamo stasera, sigla! La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire, buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno, buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare c'è tanto da dire, alza il volume, fatti sentire, buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno, buongiorno 131. Alza il volume, fatti sentire, la Sardegna voce è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno, buongiorno 131. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.